tasse e basta. È ora di finire, basta. Dopo i caselli autostradali e la Pontebana anche la Feltrina bloccata dal movimento dei forconi. Il presidio alla rotatoria tra Montebelluna e Cornuda, lunghe code si sono formate per l'intera giornata. Sono qui a protestare perché vogliamo che il popolo italiano si riprenda la sovranità del popolo e la sovranità monetaria. La crisi è dovuta semplicemente al signoraggio bancario. Io vorrei andare all'estero, non ho nessuna possibilità qua, non c'è nessuna possibilità qua, è inutile che ci prendiamo in giro. Automobilisti e soprattutto autotrasportatori aspettano pazienti, condividono la protesta. Secondo me il 90%, ma direi anche di più, ci accoglie bene. Anzi, sono loro stessi che si fermano e ci incoraggiano, perché questa cosa deve finire. È giusto fermarsi, ma è tutto però. Ma ci fermiamo tranquilla a oltranza per giorni e giorni, fermati anche tu però con noi. Sì, però avvisare i trasportatori, se no sto qua in disagio per i trasportatori anche secondo me. Identica situazione a Ponte della Priula, lungo la Pontebana. Mi sono d'accordo pienamente. Purtroppo bisogna essere ancora tanti di più. Giusta, è giusta, basta. È sempre più dura qua, sempre più dura. Fanno bene, bisogna fare e continuare fino alla fine. Se c'è da stare qua, stiamo qua. I manifestanti sono decisi a proseguire a oltranza. Che non si può più andare avanti. Te lavora una vita, abbiamo lavorato una vita all'estero per farsi su una casa e adesso ti vuoi mangiarti. Le ore di dire basta. Ho 17 anni, sono qua per il mio futuro. Però vedo tanti ragazzi, no, non capiscono. Hanno cancellato il futuro. Code e rallentamenti anche a Resana, trattative con le forze dell'ordine fino a tarda sera al casello di Silea che resta presidiato come San Vendemiano. Il messaggio per la politica, quella di Roma, è forte e chiaro. I patti ora li stabiliamo noi e basta, loro stiano pure là. Quando vedranno che non gli arriva più la busta paga a fine mese, vedremo cosa faranno. Noi siamo qui per questo.